Un taglio del nastro virtuale per il nuovo sistema fotovoltaico dell'Interporto Padovano, dall'Aula Magna del Bo alla zona industriale, per rendere l'hub padovano ancora più sostenibile. È sempre più green perché oltre a questo sistema nuovo che andiamo oggi a inaugurare, oltre a produrre l'energia la immagazzina, perché l'uso dell'energia poi occorre anche la notte quando i pannelli non producono. Questo sistema ci permette di essere H24 autosufficienti. Alla presenza del ministro dell'Ambiente Gilberto Picchetto Frattini si è dato il via a una nuova modalità di accumulo di energia per rendere sempre più concreta la svolta ecologica. È un passo fondamentale perché è l'autoconsumo anche, è un passo fondamentale perché è l'iniziativa privata che si rende conto che è un vantaggio creare energia. Noi dobbiamo creare questa consapevolezza e naturalmente questo stimolo di interesse. L'Interporto celebra 50 anni di attività e lo fa salutando gli ex presidenti. Ci ho lasciato il cuore all'Interporto, all'inizio non voleva neanche andarsi, fa utile ogni anno, incrementa la propria attività, fa 8.500 treni all'anno, pensate 8.500 treni per 25 di 6 container, vuol dire se non facesse questo mestiere, se si bloccasse teoricamente bloccherebbe il Veneto. Tra i principali interporti d'Italia, quello padovano vuole coniugare logistica e sostenibilità. Abbiamo puntato molto sullo sviluppo intermodale abbinato alla realizzazione di magazzini specifici per la movimentazione merci. Per noi la merce è il container o il semirimorchio. Anche la scelta di aggiungere lo spostamento di semirimorchi oltre ai tradizionali container è stata premiante. Una superficie di 1.100.000 metri quadri con oltre 300.000 metri quadri di magazzini, collocato tra i principali snodi che collegano l'est con l'ovest e il nord con il sud dell'Europa. Padova è un interporto strategico che negli anni veramente ha reso grande anche il Veneto e insieme all'interporto di Verona fanno veramente la differenza. Basti pensare che movimentano il 50% delle unità di trasporto intermodali di tutta Italia, quindi hanno un'importanza strategica per il Veneto, per l'Italia ma anche a livello internazionale.